Ambiente a cura di Lorenzo Viviani. Sveva di cognome? A voi la linea. E ben ritrovati in questo venerdì 7 febbraio, sono le 17:37 siete collegati con Radio Libertà e questa è Chilometro Zoom, questa chimera infelice, mi viene da dire, che nasce, questo miscuglio, miscuglio magmatico, mi viene da dire, che nasce dalle due menti abbastanza malate come quella del sottoscritto, che è il solito, il vostro stalker del venerdì, Lorenzo Viviani, e da lui e non è lui, dal mitico, enorme, grandissimo Antonino Danna. Chimera infelice, però non lo accetto. Chimera infelice. Cioè, io ero già caricato, pronto per partire, e tu mi dici chimera infelice. Ma uno che è fermo in un autogrill collegato con Radio Libertà, che in Liguria tutti gli autogrill sono belli, quindi già partiamo dal presupposto, ve lo dico, rispetto alla pianura i nostri autogrill hanno una marcia in più. Però detto questo, sono fermo in una area di servizio in autostrada per collegarmi con voi. Cosa devo dire? Arriverò anche a casa più tardi del solito, quindi non posso essere almeno una chimera infelice, una chimera che è triste, che ha un po' di malinconia. Guarda, ti consiglio l'ascolto su Spotify di questa canzone, Adius di Piero Ciampi, anno 1969. Ma a proposito di musica, avete ascoltato prima, naturalmente non possiamo che lodare, no, penso che sia un'opera. Noi siamo
diciamo, una nostra missione è quella di farvi conoscere una mente molto geniale, molto malata come quella del nostro grandissimo Francesco Zappa. Voglia. E questo era dall'album One Size Fits All del 1975, se non mi sbaglio, era Andy, che è un pezzo pieno di nonsense, perché il testo è terrificante, ma è uno stacco continuo. A livello musicale è meravigliosa. Non so se la pensate così, se non la pensate così, chiamateci e ditecelo. Ringrazio, prima di lasciare la parola al nostro amico Antonino, ringrazio naturalmente per la pazienza la nostra Sveva e mi complimento, perché mi sembra che sia questa settimana che sta andando, diciamo, senza neanche la guida del nostro Lawrence Dumbria, che se n'è andato, quindi insomma complimenti Sveva. Grazie mille. E allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna. Hai visto che bella allungo terza quarta? No, era un po' moscetto, era un po' moscettino. Sì, in effetti non ho tirato assai la terza nel passare in quarta, poi dopo ci riproviamo. E questa è la puntata numero 932 di oggi, venerdì 7 febbraio 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Ti saluta Alina che ci sta seguendo. E già che ci siamo, sì. Ciao Alina, sì Sveva, la voce si è sentita benissimo, che dire di più? Intanto le nostre coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliano, sì, oppure il telefono quando ve lo dirà Lorenzo 029294 7222 se vorrete intervenire attraverso questo magnifico strumento messoci a disposizione dall'estro e l'ingegno è vero di Antonio Meucci. Noi cominciamo ripartendo un attimo dal nostro Frank Zappa, però penso che siamo l'unica trasmissione, penso, non so se a livello mondiale, che trasmette all'inizio un pezzo di Frank Zappa. Dovremmo cercare, capire se siamo noi gli unici a trasmetterlo. Dovete conoscere. Credo proprio di sì, guarda. Per voi, radioascoltatori. Ma credo proprio di sì, guarda. E detto tra noi, la cosa non mi dispiace affatto perché, diciamocelo chiaro, cominciare con Frank Zappa è tanta roba. Anche perché Frank è stato il poeta dell'assurdo, il poeta del paradosso, l'uomo a cui si sono ispirati gli Eli e soprattutto... Dimmi, No, Lorenzo. Ti ho perso. No, Dimmi. e soprattutto io non apprezzo, come posso dire, questa storia che la musica fatta in un certo modo è da definirsi demenziale, ma non è affatto così. A parte che a livello strumentale di musicisti, insomma, vabbè, non niente da dire. C'è The Black Page, anzi la mettiamo la prossima venerdì, metteremo Black Page, che era, si narra che i batteristi quando facevano diciamo dovevano andare a lavorare per Zappa li metteva davanti a questo spartito, e naturalmente tutto uno stacco continuo, insomma tanta roba, e poi era naturalmente politicamente scorretto, e noi siamo scorretti fino in fondo, e quindi è il nostro simbolo, il mitico Frank. Vai! E questo è fuori discussione. Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione. Com'è andata sta settimana? Tutto bene? È una domanda di riserva? C'è una domanda di riserva? Non lo so, vuoi raccontarci cos'è per te la pace nel mondo, come a Miss Italia? Telefonata a casa, chiedo la telefonata a casa. Va bene, allora no, noi adesso cominciamo la nostra trasmissione perché chiaramente questa è la settimana dedicata al mondo della frutta e in particolare in questa settimana a Berlino si sta tenendo una grossa manifestazione che è Fruit Topics e naturalmente ed è una grande esposizione, una grande realtà nella quale si parla del futuro dell'ortofrutta e così via. Va detto che in questi giorni non è mancata una voce polemica, anzi un vero e proprio grido di dolore. Il grido di dolore è stato lanciato segnatamente dal presidente di Fedagripesca Confcooperative, Raffaele Drei, che tra un po' sarà al telefono con noi. Qual è il problema? Il problema è che l'Europa, volendo appunto fare una situazione più realista del re, scusate, Fruit Logistica mi correggono,
a vedermelo anch'io, perché infatti dicevo, non mi sta questo, se io non ti voglio mai correggere, perché sei sempre prima, ma ti stavo quasi per correggere. Hai fatto bene. In ogni caso, appunto, c'è un'Europa che da un lato chiede alle aziende europee di ridurre ulteriormente, si prepara a ridurre l'elenco di tutti gli agrofarmaci o comunque dei principi attivi che si possono usare per la tutela dei raccolti, e dall'altro lato invece l'Europa con l'altra mano apre a prodotti che arrivano da fuori, vedasi l'accordo Mercosur, prodotti che non devono rispettare questi requisiti. Insomma, è molto facile combattere con una mano legata, e questo naturalmente non è certo a vantaggio dei nostri produttori. Ad ogni buon conto, io vi voglio presentare, perché è già al telefono, Raffaele Drei, romagnolo di Faenza, 59 anni, imprenditore titolare di un'azienda frutticola e vinicola, presidente di Fedagri Pesca Conf Cooperative dal dicembre scorso, attuale presidente di Valfrutta Fresco, eletto nel 2022 presidente di Fedagri Pesca Conf Cooperative Emilia Romagna. Idee chiare, linee operative decise, riportare le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura cooperative al centro del dibattito politico ed economico del nostro paese, e per aprire un confronto e un dialogo forte con le altre organizzazioni su tutte le principali questioni del settore. E ancora, più sostegno alle cooperative forestali e zootecniche, la difesa del sistema cooperativo come modello imprenditoriale virtuoso, la richiesta di interventi settoriali per l'ortofrutta anche a livello europeo. A proposito d'Europa, in questi giorni Drei si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa con lui, specie appunto in tema di agrofarmaci e concorrenza sleale a livello qualitativo, e non solo. Ha altro da dire, siamo pronti ad ascoltarlo. Buonasera, benvenuto qui a Chilometro Zoom, Presidente. Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, lei ha già fatto una bella sintesi, una lunga carrellata di sintesi dei problemi di grandissima attualità che in questo momento sono veramente nella nostra testa, nelle nostre priorità, perché la situazione sta diventando particolarmente pesante, soprattutto da un punto di vista della difesa fitosanitaria e di quegli strumenti tecnici che sono indispensabili a produrre generi alimentari in modo professionale. Ecco. Quindi, prego. Le faccio una domanda, no? Perché giustamente ora ne parliamo, questa radio diciamo che è molto sulle sue corde, Presidente, perché di questi argomenti ne parliamo ormai da anni e ci battiamo proprio per un po' di sano pragmatismo, cioè riuscire soprattutto ad avere una reciprocità con i paesi che poi importano nel nostro paese, che esportano naturalmente, che insomma e naturalmente non seguono tutta la serie di controlli di qualità e soprattutto utilizzano dei fitofarmaci che magari sono vietati a livello europeo da anni, soprattutto passando, mi faccia dire, anche non attraverso magari le nostre dogane, ma usando qualche porto olandese e poi per arrivare su gomma, dove anche lì i controlli sarebbe da aprire un altro capitolo, perché non in tutta Europa i controlli vengono come vengono fatti da il nostro sistema di controlli, anche a livello di importazione nel nostro paese. Ecco, in tutto questo, ora sta passando un po' di moda, diciamo, questo Green Deal. Secondo lei siamo ancora in tempo però a recuperare, non che ce l'abbiamo col Green Deal, siamo per il green pragmatico, devo dire la verità, forse penso di interpretare un po' il pensiero di Antonino anche. Sì. Però secondo lei siamo ancora in tempo? Perché un po' diciamo l'assunto, una volta eravamo considerati un po' dei fessi che dicevamo queste cose, adesso lei giustamente magari lo diceva anche da più tempo di noi, da imprenditore l'avrebbe vissuto in prima persona, adesso questo rumore diventa sempre un rumore un po' più forte, ma secondo lei, abbiamo visto il fatto di Timmermans la scorsa settimana, no? Dei finanziamenti che arrivavano alle associazioni ambientaliste, che poi erano quelle che fomentavano e cercavano di indirizzare anche la politica europea. Quindi, insomma, sta venendo a galla qualcosa. Secondo lei, però siamo ancora in tempo per non andare indietro sui temi ambientali, ma per riuscire a mettere un po' delle pietre ferme, riuscire a lavorare per i nostri agricoltori, anche sulla politica agricola comunitaria, mi viene da pensare. Sì, questo è quello che le dice, è una cosa indispensabile. Noi ci dobbiamo fermare soprattutto sul tema dell'applicazione delle revoche, delle continue revoche di prodotti
fitosanitari, perché questa strada porta alla morte di interi comparti. Siamo in questo momento arrivati alla soglia massima, ovvero ogni volta che l'Europa dovesse continuare a eliminare principi attivi, significa che nel nostro paese abbiamo una cultura che andrà in gravissima difficoltà, ovvero perderà produzione, ovvero perderà mercato a discapito di chi produce all'estero. Io volevo sottolineare una cosa. Oggi in Italia il 75% dei principi attivi esistenti 20 anni fa sono stati revocati. Lei pensi che oggi c'è un solo fitofarmaco ammesso oggi in Italia che era ammesso prima del 2020. Cosa significa questo? Significa che in 20 anni si sono completamente rivoluzionati i principi attivi che stiamo usando in campagna e lo abbiamo fatto in una logica di maggiore rispetto ambientale, di maggiore rispetto della salute nostra, che lavoriamo nei campi, e dei consumatori. Questo tipo di percorso è il vero Green Deal, quello che noi agricoltori vogliamo continuare a fare. Però l'Unione Europea da almeno un paio di anni ha assunto una logica totalmente diversa, non quella della ricerca e della continua sostituzione di principi attivi con altri principi attivi ritenuti più rispettosi. Ha semplicemente detto: da domani non usate nulla. Comincia a dire: da domani non usate nulla. E questo significa ovviamente perdere la possibilità di lavorare. Certo, le volevo fare una domanda, diciamo un po' più tecnica, ma i nostri ascoltatori conoscono bene perché abbiamo approfondito anche con le varie università che stanno lavorando, anche perché per adesso vengono considerati a livello europeo ancora OGM. In tutto questo, i TEA, quindi le tecniche di evoluzione assistita o gli o il New Breathing, Sì, certo, Technology, gli NBT, cosa ne pensa lei? Ma lo chiedo più da produttore che da presidente. Io penso che le TEA siano una delle poche opportunità che dobbiamo cercare di sviluppare, perché non esistono altre alternative, o meglio, esistono altre, c'è tutto il tema dei biofarmaci, sicuramente alcune nuove tecnologie, alcune nuove tecniche, però le TEA sono sicuramente quelle che oggi potrebbero essere gli strumenti più efficaci per contrastare innanzitutto il cambiamento climatico, che non è un dettaglio, esistono le patologie, ma il cambiamento climatico è l'altro elemento veramente pesante. E quindi avere piante più resistenti, più tolleranti alle malattie è una strada assolutamente da percorrere. E sottolineo, non stiamo parlando di quella bestia nera, tra virgolette, che è rappresentata dalle OGM. Stiamo parlando di organismi che in passato la ricerca genetica ha ottenuto, magari con 40 anni di ricerca, di incroci, di osservazioni. Oggi ci sono strumenti che ci permettono in tempi relativamente brevi, non in 2 mesi per capirci, ma in pochi anni, probabilmente di avere individui di una determinata specie con quelle caratteristiche qualitative e di resistenza che attraverso metodi di ricerca genetica tradizionali probabilmente otterremmo, chissà, forse tra 30 e 40 anni. Non fare questo significa rinunciare alla ricerca genetica, perché non esistono più ricercatori disposti a impiegare 40 anni per avere un cereale migliore di quello precedente. Assolutamente, poi le dico la verità, è abbastanza... È avvenuto a fine 800, ma non oggi. Certo, ma poi le dico la verità, è abbastanza stupido anche che come paese investiamo sulla ricerca e poi magari l'andiamo a regalare a qualcun altro. Poi, fra parentesi, una tecnologia che è difficilmente, diciamo, insomma, individuabile, cioè quindi potremmo mangiarci comunque un prodotto che viene da il TEA, che viene prodotto magari da altre parti e quindi noi rimarremo con un bel sentimentalismo, ma con nulla di fatto. Mi viene da pensare l'applicazione, ad esempio, nel mondo del vino per mantenere, ad esempio, quelle caratteristiche di un vitigno, però adattarlo come diceva giustamente lei, a anche le temperature magari che si sono alzate o comunque al tutto l'argomento dei cambiamenti climatici. Lascio la parola a Antonino, però.
No, io volevo rifarmi, tra l'altro, già che ci siamo, agli effetti di tutto questo, perché proprio per il fatto dell'esposizione ai cambiamenti climatici, io mi rifaccio a questo pezzo del collega Attilio Barbieri stamattina sul Libero. Dice: per continuare a salvaguardare gli attuali livelli produttivi occorre una chiara inversione di tendenza rispetto al drastico calo delle sostanze attive autorizzate indispensabili per la difesa delle colture. Ancora, negli ultimi 10 anni una coltura come il kiwi, che è strategica anche sui mercati internazionali, si è dimezzata. Le pere sono passate dalle quasi 800.000 tonnellate del 15 al minimo storico di 184.000 tonnellate nel 23. Da Berlino lanciamo la richiesta all'Europa di una moratoria di 5 anni sul processo di revoca dei principi attivi. Ecco, e nel frattempo tutta la gente che ha perso il lavoro, come si fa a recuperarla? Beh, se noi avessimo la gente che ha perso il lavoro in questi anni per effetto di questo calo di produzione, ormai temo che sarà molto difficile recuperarla. E la preoccupazione va soprattutto per le aziende che abbiamo chiuso, le filiere che stanno chiudendo e che hanno sicuramente avuto un impatto sui territori di impoverimento drastico di un territorio. Perché non dimentichiamoci mai, ma dico una cosa se fosse scontata, noi vediamo i prodotti in campagna, vediamo i campi coltivati, ma dal campo coltivato al mercato tedesco piuttosto che canadese se parliamo di kiwi o cinese se parliamo di kiwi, in mezzo c'è un valore aggiunto enorme che va a beneficio di N operatori, di N imprese e quindi, come diceva giustamente lei, di N lavoratori, che in parte sicuramente si saranno in qualche modo, tra virgolette, riciclati in altri settori o in altre attività, magari proprio importando prodotti da paesi terzi in qualche caso. Pensiamo a tutto il tema della logistica o anche al tema di chi lavora nelle filiere di distribuzione. Il dramma in questo, se vogliamo, è che perdiamo prodotto italiano, perdiamo un settore. Ma non è che il consumatore non abbia trovato il prodotto sui banchi di vendita, magari inconsapevolmente con dei rischi per la propria salute nettamente superiori o con un rispetto ambientale nettamente inferiore rispetto ai paesi di origine. Però non possiamo pensare che la filiera di per sé si sia fermata, certamente si è riciclata come si diceva poc'anzi, con prodotti di altra provenienza. Ecco, appunto, lo spazio che noi abbiamo perso, chi se l'è preso, oltre alla solita Spagna, immagino? La Spagna ha sicuramente avuto una maggiore elasticità negli ultimi anni nell'applicazione dei disciplinari, però anche la Spagna ha avuto delle grosse difficoltà. Guardi che questa è una battaglia prioritariamente italiana, ma non è solo italiana. Quando i trattori sono andati a Bruxelles in manifestazione facendo uscire la von der Leyen con delle dichiarazioni molto rassicuranti nei confronti del settore agricolo, non c'erano solo gli italiani a manifestare, c'erano i francesi, c'erano i tedeschi, c'erano N altri paesi, quindi il problema non è solo italiano. Certo, lo diventa in maniera più esponenziale perché il settore di gran lunga più esposto è il settore ortofrutticolo, perché è un settore molto specializzato, con investimenti importanti, è un settore a cielo aperto, diversamente a quanto magari può accadere per un allevamento, per una stalla, per attività di questo tipo. E quindi l'ortofrutta è per sue caratteristiche quello più esposto, ma non è l'unico. Diciamo che è la punta dell'iceberg l'ortofrutta, ma la problematica è assolutamente generale. Presidente, una risposta telegrafica a una domanda che cerco di farle velocemente, perché abbiamo veramente qualche secondo, ormai neanche minuto. La logistica nel settore della frutta, ne abbiamo parlato, lei viene da un territorio che è sicuramente molto ben organizzato, anche dal punto di vista cooperativo. Abbiamo una parte d'Italia che potrebbe sicuramente decollare, importantissima dal punto di vista ortofrutta, ma stenta a far arrivare i suoi prodotti di estrema eccellenza
sulle tavole italiane ed europee, mi riferisco alla Sicilia. Secondo lei cosa si dovrebbe fare per riuscire a ingranare anche in quel settore? Penso al mercato di Vittoria, uno in primis, ecco, per capirsi. L'Italia sconta un deficit da un punto di vista organizzativo della logistica importante, e anche in questo caso l'esempio che lei mi fa, quello della Sicilia, è sicuramente uno dei territori che paga in maniera più importante. Io so che si entra nel merito ponte sullo stretto o non ponte sullo stretto. Certamente io penso, pur non essendo un tecnico, che un'opera di questo tipo possa avere una sua valenza, che però non deve rimanere un'opera isolata, ma ci deve essere un'organizzazione logistica che va oltre il ponte, quindi strade, autostrade, internodi ferroviari e tutto quello che serve veramente per una logistica moderna. Certamente lo stretto di per sé o il superamento dello stretto di per sé non può risolvere tutti i problemi, ma questo è un problema italiano, non è solo un problema siciliano, anche se lei giustamente ha preso l'esempio più eclatante. Lo stesso mi viene a pensare alla Calabria, da quel punto di vista lì, ha perfettamente ragione. Ma Presidente, la dobbiamo certo. salutare perché siamo arrivati al termine e lascio naturalmente le conclusioni al nostro Antonino. Niente, io la ringrazio per il suo tempo, insomma avremo piacere di ritrovarci presto qui in trasmissione, se le va bene? Quando volete. Grazie a lei, Presidente. Volentierissimo, grazie. Grazie a lei, saluti. E adesso liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Noi torniamo tra un po'. Mi hai voluto togliere la parola. Marameo. Avete ascoltato Chilometro Zero.